Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Avete visto dal titolo Cercare la luce nel vuoto. Ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social. Bene, adesso partiamo subito con questa pillola. Perché la luce nel vuoto? Perché magari prima di incontrare il Degaro Marietto Veneziano o di trovarci nei Facebook o in Telegram, no? Molti di voi avete vagato nei vari social e siete stati un po' abbagliati da questi lanciatori di luce, di amore colorate, di angeli colorati, di arcangeli, di madonne e di incarnazioni, di extraterrestri, insomma di tutto di più. Questo anche perché è stato lanciato anni fa da questa corrente misterica commerciale New Age, no? Che ha fatto un fracasso e un macello, e quindi molte persone quando arrivano nei canali del Marietto Veneziano o di Hildegard portano assieme tante cicatrici pensando che magari siano medaglie appese al petto, ma in realtà queste cose hanno lasciato a livello vibrazionale delle cicatrici immense. Poi alcuni arrivano tutti fracassati da matrimoni, come si suol dire, affondati, o arrivano praticamente con le ossa rotte. Perché? Perché la vita alcune volte fa questi scherzi, no? Questi scherzi che, come diceva Osho, il peccato mortale non è Adamo ed Eva, ma è proprio la mancanza di conoscenza, detta proprio ignoranza. E allora cosa bisogna fare? Bisogna fare prima di tutto di seguire le pillole di radiestesia basic del vostro Marietto Veneziano, perché in queste pillole ci sono dei circuiti gratuiti in cui si possono scaricare nel sito del capitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook, dove il Marietto Veneziano e il Degard hanno messo questi circuiti per poter attivare quelle difese in modo gratuito per tagliare certi legami, perché alcune persone pensano che lanciare luce colorata nei vari gruppi non contenga delle minacce o delle insidie, semplicemente perché si attivano dei legamenti eterici invisibili che resteranno sempre virtualmente operativi, nel senso che non è che non ci sono e come, no? Quindi bisogna sempre stare attenti. Adesso vi racconto un caso, un paio di casi, ma basta un caso che mi è successo a me qualche anno fa. Era più o meno 20 anni fa ed ero in un supermercato. Questo per dirvi cosa vuol dire attaccare e mettere dei canali di luce, in questo caso qui positivi. Ero al supermercato e dietro di me c'era una signora. A un certo punto questa signora mi guarda e mi dice: ma tu sei un sole? Io non ho mai visto in vita mia questa signora e pensavo, magari sa che sono cristiano evangelico e magari vede lo Spirito Santo. Sapete un po' il vostro Marietto com'è tontolone, no? Questa signora mi guarda e mi dice: ma cavoli, ma ragazzo, ma tu sei pieno di raggi di sole che sprizzano da te, che ti arrivano dentro. Io non avevo mai visto questa signora in vita mia, non sapevo neanche chi era. Però ho pensato, cavoli, però forte, riesce a vedere anche come sprizzo, cioè questa cosa qui non me l'aveva detto solo quella signora, devo ammettere che me l'aveva detto anche il capitano degli Alpini, me l'aveva fatto anche vedere, ma questo era piccolino. Poi mi guarda e mi dice: ah, ma non sono tuoi questi raggi di luce, sono proprio artificiali. Al che io ho pensato, ma questa qui proprio, capite, una persona che voi non conoscete e che non avete mai visto e vi viene a dire una cosa del genere. Dopo qualche tempo incontro un'altra persona, no? Che era stata ingaggiata da un gruppo di notai un po' birichini e mi dice: senti ragazzo, buon lavoro per quello che farai in futuro, ma attento, nel senso, questa persona, essendo un veggente, aveva capito cosa avrei fatto, stava dalla mia parte, ma era ingaggiata dagli avvocati, da quei notai un po' birichini, e quindi chiaramente doveva far finta di essere contro di me. Ma in sintesi mi aveva detto che avrei usato un apparecchio energetico e di usarlo bene, perché chiaramente mi avrebbe portato dei benefici. Bene, qual è il concetto? Che quando si incomincia a conoscere ed avere certe possibilità, tipo
i circuiti radionici e altre macchine vibrazionali, tipo anche il ciondolo che il vostro marietto e il Degana mettono in vendita, questi prodotti vibrazionali possono andare indietro nel tempo e ripulire a livello vibrazionale anche le cose passate. Perché questo lo si può fare? Perché nell'altra parte, nell'eterico, il tempo non è come quello che noi viviamo in questo momento qua, su questo piano vibrazionale. E mi ricordo, quando ho cominciato a capire cosa voleva dire muoversi a livello vibrazionale, eterico, energetico, che si poteva andare indietro nel tempo e potersi, in un certo senso, ripulire. E quella signora nel supermercato aveva visto questi raggi che io mi sarei messo fino a quando avevo 3-4 anni. Ed è per quello che il vostro marietto è qui bello pimpante e vivo. Bene, questo perché? Perché in questo periodo in cui voi dovreste incominciare, visto che avete il tempo per poter girare in modo più tranquillo sul web, potete incominciare a studiare e a capire cosa vuol dire a non buttare le vostre perle ai porci, il vostro marietto veneziano vi consiglia di andare nel canale del vostro marietto a scaricare tutte le pillole o a vedersi anche tutte le pillole in cui il vostro marietto parla di radioestesia basic, che possono essere di aiuto per tagliare certi legami che si sono fatti anche tanti anni fa e che però adesso noi possiamo tagliare, cucire e rimettere un po' in sesto con altri circuiti in cui il vostro marietto spiega come fare. Bene, cari amici, detto questa micropillola, il vostro marietto veneziano vi saluta. Grazie di avermi ascoltato fino qui e alla prossima, ciao!